E non potremo uscire a questo punto in maniera più elegante se non avessimo un pianoforte. Noi abbiamo un pianoforte, abbiamo anche non soltanto un pianista, ma uno chansonniere. A questo punto vorrei addirittura sbilanciarmi. Signori e signori, ci viene a trovare Paolo Rigotto. Ciao, siete una meraviglia. Paolo, ciao Mao. Benvenuto, aspetta, adesso ti apro anche il piano e così ti senti più vestito, ecco, sì, ti senti più, questo più a tuo volevo agio. dire a Max, questo è il fiume Po registrato all'altezza della Gran Madre. Sembra. Questa è una versione più Chopin, lo diciamo, userò per tutto il concerto. Per tutto il concerto ci sarà questo tuo leitmotiv. Allora Paolo, intanto grazie, so che anche tu sta per arrivare alla data dove poi stapperai questa magnum di champagne, perché sei arrivato alla fine del tuo Gran Premio, ovvero di questa tua tournée. Non è ancora forse il tempo di fare i bilanci, ma possiamo sbilanciarci. Meglio di no. Sì, meglio di no. Comunque sì, una tournée trionfale urbana e suburbana che ha toccato praticamente quasi tutte le principali vie di Torino, anche qualcuna della provincia. Potrei definire questa tournée del disco Meno Infinito forse la mia tournée di minore insuccesso, e di questo sono orgoglioso. Bene, anche perché stavamo parlando di un album di cui non si riesce neanche a leggere praticamente il titolo, e tu l'hai fatto apposta. Me le cerco proprio. Te lo sei cercato. Mago della promozione. Mago della promozione. E c'è una questione con il minore che adesso io non riesco annuncialo tu, però questo è il vecchio lavoro, quello che quindi stai covando. Non lo ascolteremo ancora stasera, però ci farai ascoltare, diciamo, un best of di questo tuo ultima fatica. Con cosa cominciamo? Ma allora, in realtà ti faccio uno scherzo, comincio con una cover perché mi aiuta a rompere il ghiaccio. Bravo. E poi dopo sentiamo qualcosa di Meno Infinito. Allora, siccome spesso mi capita di collaborare con Alessandra Mostacci, pianista ed ex compagna del compianto Fricantoni degli Schiantos, proverò, ahimè senza l'aiuto di una pianista vera, a cantare un pezzo del nostro repertorio, quindi un pezzo degli Schiantos e di Fricantoni. Facciamogli un applauso. Grazie a Frick. Sono un ribelle, mamma. Passami la mamma, lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori e non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici, parla forte, non capisco cosa dici. Sono un ribelle, mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Ci vediamo. Torna pure a letto. Domani arrivo, ok? Te lo prometto. E per favore
niente nella testa, può anche darsi, però adesso basta. Sono un ribelle, l'ho deciso, e non mi importa di essere capito. Sono un ribelle, mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma. Sì, sono un ribelle, mamma. Sono un ribelle, mamma. Mamma, non mi stare addosso, sono un ribelle. Grazie, grazie. Paolo, una performance alla Freddie Mercury, questa qua al piano, così, una roba straordinaria. Senti, io diciamo, prima di entrare a questo punto, credo veramente in Meno Infinito, adesso entriamo nel tuo mondo di Meno Infinito, perché questa, diciamo, è un po' un'overture, e vorrei anche accennare al fatto che tu sei anche un produttore, quindi diciamo la cosa bella è che se voi andate a trovarlo a casa, lui vi ospita nel salotto di casa e dice: ma scusa, mi è venuta in mente una canzone, che problema c'è? Possiamo cablarti? Perché c'hai tutte le ciabattine messe in tutte le stanze, questa cosa è straordinaria, lo so che magari più non possono comprendere, ma quelli come noi appassionati di queste cose di registrazione ti invidiano tantissimo. Possiamo brevemente dire che il tuo, diciamo, covo è una casa studio. Sì, dovendo scegliere tra pagare l'affitto per no, un infatti, appartamento o per fare musica, ovviamente ho scelto la seconda opzione, non potendomeli permettere entrambi, per cui il mio studio è casa mia, si registra, si produce, usiamo il termine produttore in presenza di Max Casacci, mi imbarazzi un po', comunque. Ma no, è perché come dire, i pigoni, però è chiaro, se non ci fosse stato lui non si poteva neanche pensare di fare questa cosa a Torino, invece così, hai capito, è anche un po' colpa sua. È vero. Diciamo che stiamo producendo lavori come i Power Illusi, i Power Illusi, la creme della creme. Maria Messina, la conoscete, è bravissima, se non la conoscete conoscetela. Liana Marino, che è venuta tante volte anche qui al salotto, che salutiamo, certo. Esatto, per cui niente, sì, questa è casa mia, vivacchio facendo queste cose. Va bene, allora adesso entriamo in Meno Infinito, con qualcosa in più. Con qualcosa in più? No, con un pezzo in più. Sì, facciamo un pezzo di Meno Infinito. Facciamo un pezzo di Meno Infinito, che è un disco che parla della ipotetica necessità dell'uomo di ridimensionare il modo in cui lui occupa questo pianeta, quindi un argomento piuttosto serio, in teoria dovrebbe interessare tutti, poi sembra che ce lo stiamo dimenticando. Comunque la canzone è appunto Meno Infinito. Sveglierai, ti accorgerai che tutto non basta, che tutto si guasta, e cercherai qualcosa di meno infinito per te. Sveglierai in
imparerai che tutto si guasta e questo ti basta se accetterai che tutto sia meno infinito per te. Questo Grazie. Paolo Rigotto, questo pezzo glissato, io direi, un pezzo glissato, Glissato, sì. questo grande glissato, cioè, mi viene in mente quei dolci tutti glassati. Ho fatto un pezzo Ho fatto anche un glassato. po' glassato per Mettimi certi un versi. glassato su questo pezzo, Sì. bravo, bello. Ma mi questo piace. è un glassato che sa anche Il glassando. un po' di vetro, capito? Un po'. Comunque, non ci perdiamo in queste mie follie, perché anche bene, tu ce va n'hai bene. di tue buonissime, perché prendere le Buonissime. mie, Poi è voglio sotto dire, Natale, il panettone, la capito? glassa, insomma. Anche tue cose buonissime. Senti, so che però stai anche lavorando al tuo nuovo album, possiamo dirla queste cose? Sì, qua? sì, possiamo dire sì, ho lavorato sporadicamente, saltuariamente nel corso di 2 anni alla realizzazione di un disco che vedrà la luce nel 2018 con l'interesse di un personaggio, un produttore storico romano di cui non posso fare il nome perché finché non mi dà un contratto da firmare io non è che posso, però Puoi darci le iniziali, no? Vabbè. PD. Così. Oddio, che brutto, ci ho pensato a PD, scusa, sì, NPD, adesso non dire così, PD, diciamo, PD non, questo può essere anche così una sorta di enigma che noi Enigma, lanciamo infatti, anche un rebus. alla rete, chissà chi sarà il produttore del prossimo album di Paolo Rigotto, vedremo. Senti allora Paolo, e con che brano ci vuoi salutare, con che cosa ci vuoi lasciare nell'attesa di questo PD, adesso scusa se, No, beh, il disco poi avrà un altro il disco avrà un titolo. altro nome, però diciamo adesso noi per intenderci, ecco, è nell'attesa di questo prossimo tuo lavoro. Allora, faccio ancora un pezzo di Meno Infinito, un pezzo per certi aspetti autobiografico che vuole dare, come dire, orgoglio, almeno nell'aldilà, nell'ipotetico aldilà, in quelli che in questa vita sono tendenzialmente considerati degli scemi, stolti. Comunque il pezzo è Scemi in Paradiso. Anche se ho copiato il compito, mi hanno dato insufficiente, eppure il mio vicino è bravo. Dimmi pure che son scemo, tanto io non me la prendo e il mio maestro mi perdona e anche la mamma è molto buona, dice sempre che gli scemi vanno in paradiso e tu no. Tu no.
bravo. Paolo Rigotto, straordinario. Ma sì, guarda, dai, facci anche un bis tu, perché stasera poi va così, è proprio un seratone. Hai un modo di cantare così liberatorio, io adesso veramente... Un bis, grazie. Ci hai fatto sentire in un teatro magari degli anni 20, così in Germania, è stato bellissimo. È venuta giù anche un po' di tonaco. Potrei fare Lili Marlene, ma non mi ricordo. Vi faccio una cover, va bene? Mi va bene se vi faccio una cover. Però di quelle che sei tu, di quelle che sei tu. Facci una cover di quelle che sei tu. Di quelle che so, ne faccio una che so. Ma che tutti sanno, dai. Vuoi farci cantare praticamente? Vuoi farci cantare? Sì, in inglese. Scusa. Allora. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commands is countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You really made a grade, and the papers want to know what shirts you wear. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars looks very different today. For here I'm sitting and I'm thinking far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Yeah. Spaceships know which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to measure tire circuits there. There's something wrong. Can you hear me, Measure Tom? Can you hear me, Measure Tom? Can you hear me, Measure Tom? Can you hear? I'm floating in a thinking far above the moon. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Grazie. Bravo. Paolo Rigotto, grazie ancora. Grazie di esserci venuto a trovare.